Le code in ingresso al casello autostradale di Mestre certificano un fine settimana da bollino rosso. Secondo le previsioni di CAV, concessioni autostradali venete, durante la settimana di Ferragosto dovrebbero esserci 1.350.000 transiti e quasi 700.000 solo in questo fine settimana. Sono numeri importanti, ma gestibili da una rete autostradale a 3 corsie per direzione di marcia. Code a tratti sono state segnalate in A4 tra Padova Est e il bivio A4 a 57 di Dolo in direzione Trieste e in uscita la barriera di Mestre, ma si tratta di fenomeni marginali. I problemi al traffico cominciano invece quando si verifica un incidente, anche non grave. Alle 10.30, ad esempio, sul passante in direzione Trieste c'è un tamponamento tra un camper e 2 automobili tra gli svincoli di Preganziol e della A27 Venezia-Belluno. Fortunatamente non ci sono feriti, ma subito si accumula una coda che raggiunge i 3 chilometri di lunghezza. Sullo stesso tratto, peraltro, poco prima un altro tamponamento aveva coinvolto un mezzo pesante e un'automobile, anche in questo caso senza feriti. Traffico intenso anche sul bypass A27 e A28, con code di circa 2 chilometri alla barriera di Cordignano e alla barriera di Portogruaro. Domenica sarà un'altra giornata da bollino rosso, con traffico intenso sulla A4 in direzione Trieste e il passaggio di quasi 170.000 utenti. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore dalle 7 alle 22.